Salve a tutti ragazzi, sono Lorenzo De Pinto. In questo video spiegherò come usare i comandi trova e sostituisci di Word. Io userò una versione di Word Online in questo video. Come testo ho preso una poesia natalizia. Nella barra home in alto a destra ci sono due tasti, trova e sostituisci. Se noi per esempio andiamo in trova e scriviamo per esempio Natale, ci trova tutte le volte che c'è scritto Natale nel testo, che qua sono 6 volte. Noi possiamo andare in sostituisci e sostituirlo per esempio, non so, con Pasqua, un'altra festività. E noi possiamo fare o sostituisci, che le sostituisce una alla volta, oppure sostituisci tutto, che le sostituisce tutte. Ok, grazie dell'attenzione, al prossimo video.